Buongiorno a tutti, sono Eva Aulman, sono un incisore tedesco che vivo e lavoro da tanti anni a Firenze e ci troviamo in questo momento nel mio studio e che vi voglio presentare. Ho partecipato con entusiasmo al concorso Hommage à Trois di Aida e sono molto felice di aver vinto il secondo premio dedicato allo scrittore La Fontaine. Qui vi voglio far vedere il mio lavoro dedicato appunto all'incisione Il corvo e la volpe. Qui vi voglio far vedere il bozzetto, il disegno preparatorio e l'incisione finale. Era proprio una storia dell'astuzia e dell'inganno e ho voluto rappresentare il corvo in tre attimi diversi. Nel momento in cui canta, perde il formaggio, nel momento in cui si rende conto di quello che è successo, e qui che proprio ha capito quanto è stato stupido e vanitoso. E la volpe, tranquilla, beata qui sotto, che si rende conto di tutto il piano perfetto che ha creato, e l'ho voluta rappresentare con una metamorfosi della coda su cui si è depositato il corvo. Qui ci sono le tre prove di stampa che ho fatto per arrivare all'opera finale. La lastra che vedete qui è appunto una lastra di zinco lavorata poi a acquaforte a bulino. E mi piace molto usare bulino come elemento, come tecnica finale per tirare proprio fuori i neri e l'intensità del segno, che spesso può essere anche forse più profondo e più preciso. Come vedete nelle prime due fasi c'è la volpe rappresentata in maniera abbastanza naturalistica, e poi in corso d'opera ho deciso di mettere gli occhiali per dargli un volto quasi più umano. È stata una bella occasione partecipare a questo concorso, e anche molto stimolante, e un caro saluto da Firenze. Ciao!